Ben ritrovati con Cronache Trevigiane, nostro focus odierno sul piano di sviluppo rurale, ne parleremo tra poco con l'assessore di Regione del Veneto Federico Caner, ma andremo anche in casa di mobilità di Marca per fare un bilancio dell'anno. Poi un servizio sulla sostenibilità della viticoltura grazie al progetto Inosox, ma vogliamo cominciare invece dal fiore che si mangia, dal prodotto principe dell'agricoltura trevigiana. Andiamo a scoprire direttamente in un'azienda agricola come si produce questo splendido prodotto. Produrre radicchio rosso di Treviso IGP è un'arte custodita solo da un centinaio di produttori, tra questi anche Mauro Brognera, che tra le campagne al confine tra Treviso e Venezia da generazioni coltiva il fiore più pregiato dell'inverno. Noi facciamo sui 20 ettari di radicchio, abbiamo un po' di precoce, un po' di variegato, siamo puntati forte sul tardivo e l'anno prossimo partiamo con gli asparagi. Il segreto per produrre un ottimo radicchio è l'acqua risorgiva. L'acqua che corre sempre nelle vasche per farlo venire così. Ecco perché costa tanto anche, ha un costo più elevato perché passa diverse lavorazioni. Il radicchio viene preso in mano da 7-8 volte prima di essere confezionato. Un mestiere tramandato di generazione che oggi vede in azienda anche il figlio Nicolò. Prima di tutto è iniziato mio nonno, poi mio papà e adesso io mi occupo sia della parte amministrativa e anche della parte degli ordini, conferimenti. È un mercato difficile? Sì, è diciamo abbastanza difficile, ma grazie al sostegno della cooperativa Oppo Veneto abbiamo avuto grosse soddisfazioni nell'ambito commerciale. Un prodotto portabandiera della qualità made in Veneto. Solo 24 infatti comuni tra le province di Treviso, Venezia e Padova che possono coltivare la pregiata varietà. Fondamentale inoltre il dialogo con il consumatore, sempre più attento alla qualità. È un prodotto tipico di quest'area perché sfrutta appieno completamente le caratteristiche dell'acqua, dell'aria, della temperatura, del clima complessivo del territorio. Il produttore è ben felice di interagire con i consumatori, di spiegare perché questo prodotto nasce nell'acqua a differenza di tutti gli altri invece che si sviluppano sul terreno. È un bel momento di dialogo, un bel momento di confronto, è un bel momento di formazione anche al consumo consapevole.